Sicuramente abbastanza, ha avuto molta risonanza qui nella nostra zona e ci ha un po' allarmato tutti quanti, soprattutto per quello che sta succedendo adesso nel nostro paese e in tutti i paesi limitrofi. Ricorda molto bene questa residente di Refrontolo la rapina accaduta in piena notte lo scorso 20 marzo, quando 4 persone entrarono in un'abitazione armati di pistola minacciando madre e figlio 19enne. Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà 2 giovani di 18 anni, minorenni all'epoca del colpo, perché ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall'uso di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito quella notte, madre e figlio stavano dormendo quando il ragazzo aveva sentito dei rumori, qualcuno battere contro la porta finestra. A quel punto sarebbe uscito, uno dei malviventi lo avrebbe sorpreso minacciandolo con la pistola prima di entrare in casa insieme agli altri 3 complici. Per madre e figlio era iniziato l'incubo, sotto la minaccia dell'arma era stato intimato loro di consegnare il denaro. Alla fine i 4 erano scappati con circa 8.000 euro in contanti. Passato lo shock iniziale, le 2 vittime avevano chiamato i carabinieri. Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare i 2 giovanissimi, entrambi della sinistra Piave, un ragazzo italiano e un coetaneo dell'Est Europa. Il lavoro dei militari continua per risalire agli altri 2 componenti della banda, probabilmente anch'essi giovanissimi. Abbiamo colto con estrema soddisfazione la notizia della cattura di questi malviventi, soprattutto perché questo, diciamo, in qualche modo rasserena chi ha subito questo furto e rasserena anche le persone che vivono qui in zona. Un grosso applauso va alle forze dell'ordine che con le loro indagini hanno saputo arrivare a quest'ottimo risultato. Ecco, l'augurio è che adesso chi interverrà dopo di loro sappia dare a questi malviventi la giusta pena. Un episodio che si aggiunge ad una serie di colpi messi a segno nell'ultimo periodo a Refrontolo, così come nei comuni limitrofi. Una settimana fa, durante i festeggiamenti per Santa Margherita, furono una decina le case prese di mira dai ladri. Qualche giorno fa, invece, raid di furti a Solighetto. In un'abitazione in piena notte marito e moglie sono stati svegliati dalla luce di una torcia che i malviventi hanno puntato contro di loro. I ladri sono poi fuggiti con alcuni contanti e tra i cittadini cresce la paura. In questi ultimi mesi ci sono stati diversi furti qua nel territorio, ecco perché addirittura una domenica sono stati 4-5 uno di seguito dell'altro qua proprio nel territorio, partendo dalla parte nord del paese fino a poco più in giù qui a sud. Quindi anche questo evento ci preoccupa parecchio. Ultimamente qui non è che si viva troppo bene, io abito al secondo piano e anch'io ero abituata a lasciare sempre tutto aperto. Adesso invece ho quello sempre di chiudere perché ne senti uno ogni giorno, se non è a Refronto è a Pieve, se non è a Pieve è a Farra, a Col San Martino. Qua nella nostra zona ultimamente sei molto allarmato a rimanere a casa.